La presentazione del bilancio sociale di Sun in Veneto negli spazi dell'Heritage Tower di Marghera, luogo che ben si coniuga con la realtà artigiana rappresentata dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale per i lavoratori delle imprese. Nato nel 2013, il fondo si avvia a celebrare i suoi 10 anni di attività e tra le sale dove sono esposti i cimeli dell'impresa veneta, ecco l'analisi dei risultati del 2021, momento importante anche per come è stata affrontata la pandemia. Il fondo ha saputo aggiungere alle proprie tutele contrattuali più di 3.600 prestazioni anche delle risorse aggiuntive per questa pandemia. Ha inserito un raddoppio dei massimali per accertamenti da Covid, ha inserito una diaria in caso di positività e isolamento, un cofinanziamento quando era importante tornare al lavoro per quanto riguarda gel, mascherine, guanti. Il fondo è nato dall'accordo bilaterale tra Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CGIL, CISL e UIL del Veneto. Oltre 35.000 le prestazioni liquidate nel 2021. Le più richieste? Analisi di laboratorio e visite odontoiatriche. Il fondo ha fornito a 500.000 di veneti una tutela ampia e autogestita, in più interventi sociosanitari supplementari di emergenza per un valore di 3 milioni di euro. Abbiamo bisogno ovviamente di fare sempre più welfare per i nostri dipendenti e i datori di lavoro. Pensiamo solo alla longevità, quindi al fatto che comunque diventeremo sempre più anziani, avremo sempre più bisogno di assistenza e il fatto di fare sinergia con Sun in Veneto e le istituzioni e la sanità pubblica, sicuramente le cose fatte insieme sono sicuramente migliori. C'è un rischio di indebolire il sistema sanitario nazionale? No, dobbiamo proprio stare attenti a questo, per questo i fondi devono essere integrativi e per questo stiamo ragionando del convenzionamento con il pubblico, perché vorremmo che queste risorse tornino alla sanità pubblica per essere rimesse in circolo, per non incentivare il settore privato. Il fondo viene utilizzato da 140.000 iscritti e sono 40.000 le imprese artigiane che versano una quota di 125 euro per contribuire a tutelare la salute di ogni dipendente. La prospettiva è quella proprio di rendere possibili anche dei valori, avvantaggiare anche la sanità pubblica, magari svincolandola da alcune incombenze molto onerose e sono dedicate a una fetta ridotta di persone, cioè quelle che ne hanno veramente bisogno, cioè la fetta degli anziani. Dobbiamo cercare di lavorare proprio per cercare di ottimizzare le risorse. Innovazione dunque e attenzione agli aspetti sociosanitari e all'invecchiamento della popolazione. Queste le basi per guardare al futuro e alla salute dei lavoratori delle imprese artigiani, storia vera e propria del Veneto.